In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Gli sconti aerei, prima misura contro il caro voli. Ieri il presidente Schifani e l'assessore Aricò hanno annunciato le ultime misure contro il caro voli e già oggi sono cominciate le prime polemiche. Chi piglia l'aereo ha apprezzato molto i contributi dal 25% sui biglietti che il governo Schifani ha deciso di erogare, ma le polemiche non si sono fermate e ieri dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle è partita una campagna tesa a screditare le misure prese dal governo Schifani. Fratelli d'Italia alla campagna delle europee. Uno dei pochi partiti rimasti in Italia è Fratelli d'Italia, partito strutturato con organismi e vertici regionali e nazionali, ma con una persona sola al comando, Giorgia Meloni. La partita delle elezioni europee è per la Meloni di straordinaria importanza. Si tratta di confermare il risultato di primo partito italiano. Le liste dovranno quindi essere molto forti in tutte le circoscrizioni. Troverete i nomi probabili della lista della nostra circoscrizione nell'articolo sul sito. Schifani, nessuna scadenza. Il presidente della regione siciliana lancia un avvertimento a tutta la politica dell'isola. Non mi do scadenze, dice Schifani, non sono venuto qui per farmi rottamare, non sono di passaggio, continua. Mi sto impegnando al massimo e non mi do scadenze. Accelera l'autostrada Palermo-Catania. Il Ministero dell'Ambiente ha individuato la Regione siciliana quale autorità competente allo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli interventi di ammodernamento dell'autostrada Palermo-Catania. Il piano di ammodernamento che sarà sottoposto alla valutazione di compatibilità ambientale riguarda le opere di manutenzione straordinaria, i lavori di risanamento e ammodernamento delle carreggiate, l'installazione delle barriere di sicurezza, le opere di consolidamento, la pavimentazione stradale, la segnaletica verticale e orizzontale e altri interventi. Cinema, sostenere le produzioni siciliane. La Regione punta sul cinema e sulle opere dell'audiovisivo per promuovere l'immagine della Sicilia. L'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l'avviso pubblico 2024-2025 della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia. Le risorse disponibili ammontano a 3 milioni e mezzo di euro che saranno destinati alle case di produzione che realizzeranno in Sicilia opere originali e di qualità. Democrazia partecipata, 183 comuni inadempienti. Ogni anno i comuni siciliani sono tenuti a spendere almeno il 2% dei fondi che ricevono dalla Regione con forme di democrazia partecipata, cioè coinvolgendo i cittadini nella scelta. I comuni che non lo fanno devono restituire i soldi alla Regione. Nel 2021 i comuni inadempienti, secondo la Regione, sono stati 183 su 390 e dovranno restituire circa 2 milioni di euro. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.